Buona serata. Eccoci ancora insieme con l'incontro di Koinonia per affrontare gli Atti degli Apostoli, secondo 3 percorsi che faremo questa sera. Potremmo intitolarli così: lo spirito sfidato, timore e tremore cosa sono, Chiesa purificata, Chiesa abbondante. E leggeremo alcuni passi in questa direzione. Incontriamoci innanzitutto con la preghiera, perché tutto vada bene anche dal punto di vista tecnologico. Abbiamo sempre questa criticità possibile. Il Signore veglia, lo Spirito Santo ci vuole insieme, e anche la modalità Zoom è quella che comunque necessita di essere benedetta. Signore che sei nei cieli, noi ti preghiamo di benedire questa modalità Zoom nella quale ci troviamo. Ti preghiamo, Signore, perché anche persone che non frequentano la comunità si possano collegare e possano trovare dei punti di riferimento nella tua parola, Signore, non nella nostra. Ti preghiamo, Signore, per questa diretta e ti preghiamo anche per la conversazione che seguirà dopo. Ti chiediamo, Signore, di benedire ogni cosa. Questa sera noi, Signore, ti vogliamo rivolgere una preghiera particolare. Benedici la Germania, Signore. Benedici le popolazioni della Germania colpite da questo uragano e da queste acque, questa pioggia. Le acque si sono rovesciate su alcuni paesi della Germania e dell'area della Westfalia, soprattutto, Signore. Ti preghiamo per queste popolazioni. Ti consegniamo anche i nostri fratelli che vivono in Germania, che vivono nella sofferenza, nell'angoscia e nella paura e probabilmente senza casa, Signore. Ti preghiamo di benedire la Germania e ti chiediamo di benedire i nostri fratelli, gli uomini e le donne e i bambini di Gesù Cristo che stanno vivendo questa situazione così difficile. Signore, ti invochiamo pietà per la Germania, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ecco, dopo questo doveroso ricordo, che possa essere un motivo di preghiera anche nei giorni successivi, voglio ricordarvi che affronteremo il capitolo 5 e troveremo, come dicono gli studiosi, che ci troviamo di fronte veramente a un attacco satanico con il capitolo 5. E gli attacchi satanici molte volte avvengono attraverso due modalità: la persecuzione o l'attacco ai valori interni della Chiesa. Il popolo di Dio nella storia ha subito vari attacchi e non dobbiamo avere paura, perché Cristo è con noi e gli attacchi sono respinti da Lui che respinge i dardi infuocati di Satana. Però dobbiamo anche essere coerenti con la scrittura e comprendere che gli attacchi ci sono stati e ci saranno. Ora, il diavolo, questo spirito negativo, non è una creazione medievale come qualcuno crede, ma esiste davvero e ancora una volta potremmo osservarlo in una parte della scrittura, perché è successo che è vero, gli apostoli hanno messo tutto in comune e tutto cominciava ad andare bene, come si suol dire, ma è avvenuto che il nemico di Dio si è impossessato di alcune persone, o se non possiamo usare questo termine, impossessato, ha agito per alcune persone, che vedremo la storia, che cosa fanno. Vogliono mentire allo Spirito Santo, ma vedete che sta andando in onda un testo che è tolto da Prima Cronache 13, siamo ai versetti 5 e 12, e io voglio anticipare questa lettura di Atti 5 proprio con Prima Cronache
13, 5, 12, perché scopriremo che il Signore è assolutamente severo con chi si muove contro le direttive che il Signore stesso impone. Leggiamo questi versetti e vediamo che cosa succede. L'arca è stata portata verso la casa di Obed Edom, ma per un motivo che troviamo in 13, 5, 12. Davide dunque radunò tutto Israele da Sicor d'Egitto fino all'ingresso di Camat per ricondurre l'arca di Dio da Kiriat Jearim. Davide con tutto Israele salì verso Baala, cioè verso Kiriat Jearim, che appartiene a Giuda, per trasferire di là l'arca di Dio davanti alla quale è invocato il nome del Signore, che siede su questa, fra i cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, togliendola dalla casa di Abinadab, Uzza e Aio conducevano il carro. Davide e tutto Israele facevano festa davanti a Dio a tutta forza, cantando e suonando cetre, salteri, timpani, cembali e trombe. Quando furono giunti all'aia di Chidon, Uzza stese la mano per reggere l'arca perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore, attenzione, l'ira del Signore si accese contro Uzza e il Signore lo colpì per aver steso la mano sull'arca e là Uzza morì davanti a Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva colpito Uzza con un tale castigo e quel luogo è stato chiamato Peres Uzza fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe paura di Dio e disse: come farò a portare a casa mia l'arca di Dio? Ho pensato di anticipare la lettura di Atti degli Apostoli, capitolo 5, con questa, perché volevo mettere in evidenza come l'ira di Dio si accenda in certi momenti, quando il popolo di Israele non è degno di avvicinarsi, quando il popolo di Israele disobbedisce a Dio. E in questo senso mi ricollego con il pensiero che facevo. L'attacco satanico qui è uno spirito negativo, anche se la scrittura non lo dice, io lo sto rileggendo in questo modo. E la discussione che seguirà dopo potrà avere i vostri contributi se siete d'accordo o no su questa lettura. Lo spirito negativo attacca Uzza e Uzza fa un atto che Dio non avrebbe voluto. Intanto, come abbiamo detto quando abbiamo affrontato Seconda Cronache, c'è da sottolineare che l'arca non era stata portata secondo le modalità che la legge imponeva, ma certamente queste modalità mancanti erano uno spirito negativo che agiva nel popolo di Israele. E ora lo spirito negativo che agisce nella storia della Chiesa neonata è uno spirito negativo che attacca due persone. Una di queste due persone si chiama Anania, l'altra si chiama Safira. Sono marito e moglie, sono due coniugi che potremmo dire sono due persone che potrebbero costituire la perfezione della Chiesa, perché sono due coniugi. La prima Chiesa è proprio all'interno della famiglia. Eppure qui c'è un attacco di avarizia, come troveremo. La Chiesa però è sotto il giudizio di Dio e il timore e il tremore davanti a Lui devono essere sempre esercitate. Osserveremo che dopo gli atti drammatici che accadono ad Anania e Safira ci sarà una ripresa della comunione, una ripresa dell'energia della Chiesa. Ecco perché i nostri titoli sono stati lo spirito sfidato, timore e tremore cosa sono? La Chiesa
purificata che diventa Chiesa dell'abbondanza. Abbiamo letto Prima Cronache e abbiamo visto che con il Signore, come si suol dire, non si scherza. Il Signore è un Signore che riserva la sua ira quando c'è un atto particolarmente grave all'interno della Chiesa. E questa Chiesa nascente è stata purificata, come avete visto nei titoli, proprio dopo un atto estremamente grave accaduto. Leggiamo Atti 5 e scopriamo che non si può mentire allo Spirito. Ma un uomo di nome Anania, con Safira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. I giovani, alzatisi, ne avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei: dimmi, le disse, avete venduto il podere pertanto? Ed ella rispose: sì, pertanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante cade ai suoi piedi e spirò. I giovani, entrati, la trovarono morta e, portandola via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la Chiesa e su quelli che udivano queste cose. E attenzione alla seconda parte di questo brano. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava e sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore, tanto che portavano persino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono a piedi di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Essi, udito ciò, entrarono sul far del giorno nel tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e quelli che erano con lui vennero, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani del popolo di Israele e mandarono alla prigione per far condurre davanti a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornarono, fecero il loro rapporto, dicendo: la prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte. Abbiamo aperto, ma non abbiamo trovato nessuno dentro. Quando il capitano del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi sul conto loro
non sapendo cosa ciò potesse significare. Ma sopraggiunse uno che disse loro: ecco gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno insegnando al popolo. Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogava, dicendo: non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste, appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e si proponevano di ucciderli. Ma un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, alzatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli venissero un momento allontanati. Poi disse loro: uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare circa questi uomini, poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendo di essere qualcuno, presso di lui si raccolsero circa 400 uomini, egli fu ucciso e tutti quelli che avevano dato ascolto furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, ai giorni del censimento e si trascinò dietro della gente. Anche egli perì e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi. E ora vi dico: tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non potete distruggerli se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Essi furono da lui convinti e chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. E qui la parola di Dio. Amen, dunque. Ora abbiamo visto che questo brano si può dividere in due parti. La prima parte è l'episodio che riguarda Anania e Safira, la seconda parte è l'episodio relativo all'arresto degli apostoli, questa prigione che si apre miracolosamente e questi apostoli che sono ancora una volta chiamati davanti ai giudici di Israele a dover giustificare la loro fede in Cristo, ed essi senza paura dicono: noi crediamo in Cristo che voi avete crocifisso e che Dio ha risorto nel suo nome il perdono dei peccati. E abbiamo osservato anche nella seconda parte del brano il consiglio di questo fariseo importante che si chiama Gamaliele. È importante parlare anche brevemente di questo fariseo, perché egli è appunto un fariseo, non un sadduceo, quindi egli crede nella resurrezione, contrariamente ai sadducei che invece avevano un'opinione diversa, pensavano che non vi fosse resurrezione. E il fariseo Gamaliele dà un consiglio che in parte anche coloro che sono del Sinedrio seguono, in parte, ma non totalmente, come abbiamo visto, perché non si sono tenuti completamente a largo degli uomini, ma li hanno anche battuti. Ma comunque abbiamo visto il primo episodio parlarci di questi due coniugi, Anania e Safira, marito e moglie. Anania ha venduto potere e
ha trattenuto parte d'esso. Safira è d'accordo con lui, ma mentono dicendo: noi abbiamo guadagnato questo e questo mettiamo ai piedi degli apostoli. Perché fecero questo? Forse per farsi vedere, forse per motivi che la scrittura non spiega, ma la scrittura mette in evidenza con chiarezza che l'ira di Dio colpisce. Non è certamente l'ira di Pietro o di altri che colpisce i due coniugi, ma è l'ira di Dio, perché essi hanno mentito allo Spirito. Mentire allo Spirito significa mentire a Dio. Mi veniva in mente, mentre prendevo degli appunti relativamente alla mia lettura, che è una cosa estremamente pericolosa fare le cose malvolentieri davanti a Dio. Questi due coniugi hanno fatto una cosa malvolentieri, hanno voluto trattenere parte del potere, e questo mi fa venire in mente come anche noi possiamo correre il rischio di diventare l'Anania o la Safira della situazione. E anche su questo vi prego di prendere appunti per la discussione che potrebbe seguire. Se io faccio le cose malvolentieri, sono una specie di Anania. Io non voglio dire che adesso, se tu fai le cose malvolentieri nella tua chiesa, sarai colpito come due. Non mi permetterei mai neanche di pensare una cosa del genere. Però fare le cose malvolentieri e far finta di farle volentieri è una cosa estremamente pericolosa, che è un rischio che noi non dobbiamo assolutamente correre. La moglie è d'accordo col marito. Un'altra riflessione sullo spirito sfidato. La moglie è l'aiuto convenevole del marito. La moglie non è colei che aiuta il marito a imbrogliare, ma è colei che eventualmente dovrebbe correggere il marito e dire: guarda che stiamo facendo una cosa sbagliata. Safira non dice ad Anania: stiamo facendo una cosa sbagliata. Anzi, gli dà ragione, e lei non sa che il marito è morto per il giudizio di Dio, e quando entra non ha pensato minimamente che quello che aveva giudicato di fare assieme al marito era una cosa malvagia. Ma ripete testualmente le parole del marito: sì, sì, sono d'accordo e sono convinta del malo accordo che abbiamo fatto. Il peccato è grave. La storia di Anania e di Safira ci fa capire una cosa, che il peccato è grave. Il peccato non è mai un atto sul quale il Signore può dire: vabbè, è successo. Ogni peccato ha una sua gravità, e il pentimento dal peccato, anche il più piccolo peccato, è assolutamente indispensabile. E anche una piccola menzogna è un peccato davanti a Dio. Non è vero che esistono le bugie a fin di bene, per esempio. Mi vengono in mente queste cose perché soprattutto nella nostra regione, ma io penso in tutta l'Italia, c'è questo modo di parlare: la bugia a fin di bene. Non esistono le bugie a fin di bene, esistono le bugie e basta. Il peccato è grave e vuole la richiesta del perdono del peccato. La Chiesa cresce quando, e c'è benedizione, quando la Chiesa è anche ripulita da questo peccato. Questo è quello che succede nel caso di Anania e Safira, perché dopo il versetto 12 leggiamo: molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli. Si fa capire quindi che c'è una rivitalizzazione della Chiesa una volta che è stata purificata da questi due elementi, da questi due coniugi che hanno sfidato lo Spirito Santo. La folla è entusiasta, ma qualcuno non è entusiasta. Qualcuno è invidioso, e così, secondo arresto, ne abbiamo letto uno nel capitolo precedente. Gli apostoli questa volta non vengono arrestati e basta, ma vengono messi in prigione. Ma un angelo apre le porte. Gli angeli sono una realtà biblica
non sono un'invenzione medievale, come il diavolo. Gli angeli sono agenti di Dio. L'agente di Dio apre le porte. E dopo l'arresto ascoltiamo ancora quanto l'urgenza della predicazione venga sentita da questi apostoli. Tant'è vero che il carcere è vuoto, mi fa venire in mente, anche se il paragone è assolutamente difficile, forse persino improponibile, la tomba è vuota. Cristo è risorto. Il carcere è vuoto. Sono usciti dal carcere per intervento divino gli apostoli e sono ancora al Tempio che predicano, e il capitano del Tempio non riesce a comprendere cosa può essere successo, perché le guardie portano testimonianza di una prigionia che è stata assoluta. Com'è possibile che essi siano liberi? Questo brano mi fa venire in mente, per quello che segue, che debbo obbedire a Dio anche quando c'è un costo da pagare. Tant'è vero che gli apostoli vengono richiamati dai farisei, i quali dicono loro: ma vi avevamo noi detto di non parlare nel nome di costui, sì o no? E allora perché continuate a farlo? Perché noi dobbiamo obbedire a Dio e non agli uomini. La resurrezione di Cristo va testimoniata. Lo Spirito Santo con le sue opere va ribadito, così come va ribadito prima ancora che voi siete coloro che hanno ucciso il Cristo. Tu vuoi far ricadere su di noi il sangue di questo uomo? Questa è la verità. La verità centrale del cristianesimo è che Cristo è morto in croce, ucciso, ma lui è risorto e chiunque crede in lui ha la vita eterna. E la rabbia dei Sadducei, guardateli, questi sono messi veramente sotto il torchio i Sadducei, perché loro non credono nella resurrezione e quindi per loro è estremamente difficile digerire questo passo. E ora osserviamo di nuovo la figura di Gamaliele. Gamaliele non è un credente, non ci crede, però sente che c'è qualcosa che non funziona. Quello che è successo è stranissimo. Io non so se Gamaliele nella sua testa abbia pensato che è miracoloso, ma ha un dubbio. E allora, siccome ha questo dubbio, dice praticamente: girate al largo da questi uomini. Ragazzi del Sinedrio, potremmo dire nel nostro linguaggio, ragazzi, girate al largo da questi uomini. Lasciateli. Strano sentire in una stagione storica e in un mondo così caratterizzato dall'intolleranza, voglio chiamarla così con questa parola nostra. Strano sentire questa parola, ma Gamaliele dice: tenetevi, versetto 38, tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini. Tenetevi lontani, ritiratevi, lasciateli stare, perché se quest'opera è da Dio, voi combatterete contro Dio. Altrimenti quest'opera sarà distrutta, perché già è successo ad altri. E fa degli esempi storici, diciamo così, che derivano non soltanto dalla storia, ma dalla cronaca di quel tempo, che sono ben chiari a tutti coloro che ascoltano. Il consiglio di Gamaliele viene seguito parzialmente in questa fase. Più tardi verrà completamente dimenticato, ma anche in questa fase viene seguito parzialmente, perché Gamaliele aveva detto: tenetevi al largo da questi uomini, e invece i membri del Sinedrio li batterono, ingiungendo loro di non parlare. La conclusione del capitolo, e quindi del secondo episodio, mette in evidenza che gli apostoli sono lieti. Abbiamo parlato domenica nell'ambito di una riflessione su come si debba essere gioiosi, come possa essere assolutamente gioioso vivere con Cristo, la lietezza che coglie questi apostoli picchiati
e minacciati è una lietezza che veramente, come si suol dire, non è di questo mondo, perché lo Spirito Santo sta rinforzandoli e sta dando a loro ginocchia ben solide, non cadranno sotto le minacce dei farisei e dei sadducei. La persecuzione che dà serenità. La persecuzione che dà serenità potrebbe essere l'ultimo ragionamento che facciamo su questo brano. Essi vanno in giro rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù e non cessano, hanno deciso di obbedire a Dio e non cessano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Hanno deciso di servire Dio, di testimoniare Gesù Cristo, lo hanno già detto. Noi non possiamo obbedire agli uomini, noi dobbiamo assolutamente testimoniare la verità. Questa ultima parte del brano ci fa venire in mente anche che Cristo permette con la sua forza di sopportare tutti gli oltraggi ed è facile parlare qui da questo studio con tutti questi bei libri dietro e dopo aver cenato e dopo aver riposato e dopo aver bevuto, quando invece nel carcere dove si trovano i perseguitati della Chiesa di Cristo non si mangia, non si beve e non c'è nemmeno la possibilità di accedere a dei benefici di primaria importanza, quelli ai quali noi siamo abituati e quelli per i quali magari brontoliamo se manca appena qualche cosa alla nostra sicurezza e alla nostra continuità di ogni giorno. La violenza sulla Chiesa perseguitata è una violenza ancora attuale e che ci impegna a sottolinearlo nella preghiera. La violenza alla Chiesa perseguitata è una realtà. Dobbiamo pregare per questi perseguitati, mai dimenticandoci quello che dicono gli Atti degli Apostoli, che parlano molto spesso di persecuzione. Prossimamente incontreremo la storia di Stefano, il diacono, che viene lapidato perché la storia del cristianesimo è costellata di questi atti. Ma la perseveranza deriva dal fatto che il Signore dà il suo spirito che permette di sopportare qualsiasi oltraggio. Gli apostoli del capitolo 5 sono una testimonianza in questo senso. Ci salutiamo. Per chi non ci segue ulteriormente, un arrivederci, a venerdì prossimo. Per chi ci segue abitudinariamente, anche un arrivederci a domenica, sempre qui a Chiesa Evangelica Friulana di Udine, di via Croazia, dove potete anche venirci a trovare. Per gli amici e i fratelli che invece ci seguono con la continuità della nostra attività, un arrivederci tra qualche minuto e i punti di riferimento per Zoom sono a tutti noti. Quindi buona serata.